quindi neppure fotografie, perché il teste ha detto che non intende essere ripreso, quindi... Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. E dia le generalità. Dia le generalità. Eugenio Scalfari, nato il 6 aprile 1924. Pubblico Ministero può procedere all'esame. Nel 1978 lei era il direttore del quotidiano La Repubblica? Sì. Il 1 ottobre 1978 i carabinieri fecero irruzione nel covo di via Montenevosa a Milano, rinvenendo alcuni documenti relativi al caso Moro. Il 6 e il 7 ottobre del 1978 furono pubblicati sul quotidiano della Repubblica, a firma del giornalista, 2 articoli che riportavano notizie inedite sul contenuto di questi documenti che ancora non erano state pubblicati. E poi vi era un'altra notizia inedita, e cioè che il giorno stesso dell'irruzione dei carabinieri, all'insaputa dei magistrati, alcuni documenti erano stati portati a Roma e mostrati a un personaggio il cui nome probabilmente ricorreva nel memoriale Moro. La domanda che io le faccio è: lei ricorda quale fu la fonte di queste informazioni contenute negli articoli a firma di Giorgio Battistini, e se in ordine a queste notizie vi fu una discussione all'interno del giornale circa l'opportunità o meno della pubblicazione? Dunque, l'abitudine... Dottore, si rivolga al Tribunale quando risponde. Mi scuso. L'abitudine che, specie in quell'epoca, era molto prevalente, e in parte lo è tuttora, era che il giornalista che acquisiva, attraverso l'esercizio della sua professionalità, delle notizie inedite, riservate, teneva per sé la fonte, e di solito anche il direttore non approfondiva la nominatività della fonte. Da qualche tempo, rispetto all'epoca a cui il pubblico ministero si è riferito, io avevo in qualche modo cambiato questa abitudine, perché mi rendevo conto che talvolta, e sempre più spesso, alcune fonti finivano per strumentalizzare i giornali e non viceversa. E quindi chiedevo ai miei redattori di dire a me la fonte, proprio perché il titolo di questa richiesta non era soltanto un fatto di gerarchia, ma era la responsabilità penale oggettiva che il direttore ha in solido con l'estensore degli articoli. Per cui io chiesi la fonte e mi fu data, e autorizzai, dopo un'attenta lettura dei testi, la pubblicazione. Ora, questa fonte, o perlomeno la principale, diciamo, per quello che io seppi, era un alto ufficiale dei Carabinieri, ed era il generale Galvani, che io avevo già conosciuto e che mi aveva dato l'impressione di essere una persona estremamente leale, estremamente specchiata, con una consapevolezza molto vigile di che cosa fosse lo spirito che doveva informare l'Arma dei Carabinieri, e quindi a me dava pieno affidamento da questo punto di vista.
Cosa le disse esattamente Battistini? Intanto riferì solo a lei o ci fu una riunione del comitato di redazione, del gruppo di lavoro che filtrava, vagliava le notizie a pubblicare? No, il comitato di redazione è fuori da questi discorsi perché è un organo sindacale. Riferì solo a me. Io informai i 2 vice direttori, che erano Gianni Rocca e Giampaolo Panza. Adesso non ricordo se li informai nominativamente della fonte, questo mi sfugge. Gli informai che io ero sicuramente che io ero a conoscenza della fonte e che la fonte dava pieno affidamento. Può anche darsi che io abbia detto il nome, ma francamente non me lo ricordo. Ci fu non una discussione, ci fu una valutazione congiunta tra noi, come sempre avviene quando si tratta di notizie importanti, sulla opportunità o meno della pubblicazione e in subordine sulla opportunità o meno della pubblicazione totale. Dopo un esame abbastanza rapido decidemmo per la pubblicazione totale. Vi chiedeste per quale motivo il generale Galvaligi vi aveva fornito queste informazioni? Ma il generale Galvaligi ho accennato prima, signor Presidente, che aveva un suo concetto dell'Arma dei Carabinieri, molto preciso. Concetto che del resto per molto tempo è stato il concetto dell'Arma dei Carabinieri. Io avevo avuto un precedente incontro, dico questo non per allungare questa mia deposizione, ma perché credo che corrisponda allo spirito della domanda che mi viene fatto. Io avevo avuto molti anni prima un incontro molto intenso con l'Arma dei Carabinieri ai tempi del processo Sifar De Lorenzo e in quella circostanza avevo trovato un altro generale dei Carabinieri che era il vicecomandante dell'Arma, il generale Manes, la cui visione dei compiti di istituto e quindi dei comportamenti dell'Arma rividi vivere nel generale Galvaligi, cioè era proprio un filone molto preciso nell'Arma, il quale spesso coincideva con il comandante generale, talvolta no, o con altri ufficiali importanti. Può chiarire questo filone abbastanza preciso cosa intende dire, questa visione dei compiti istituzionali, in che senso? Ecco che l'Arma dei Carabinieri, essendo, come sappiamo, un'istituzione al servizio dello Stato, è al servizio dello Stato e non dei singoli ministri o governi che passano, cioè una visione molto istituzionale dell'Arma, che era propria del generale Galvaligi, almeno per quello che io potei comprendere. E quindi queste ipotesi di, non voglio dire di manomissione, ma insomma di utilizzazione di documenti importanti che potevano anche prendere delle vie non istituzionali, oppure che potevano prendere delle vie istituzionali ma per scopi eventualmente non istituzionali. Questa era una prassi che, ove si fosse verificata, questo tipo di ufficiali non condivideva. E quindi, per ritornare alla domanda iniziale, conoscendo Galvaligi e la sua visione dell'Arma dei Carabinieri e dei compiti istituzionali, quale fu la risposta che vi siete dati allora sulle motivazioni che potevano spingere una persona che era portatore di questa visione, diciamo, dei compiti istituzionali dell'Arma a fornire a dei giornalisti, quindi fuori dalle istituzioni, notizie così riservate? Vi fu una discussione su questo punto? No, non ci fu una discussione su questo punto, nel senso che non ci ponemmo il problema del perché la nostra fonte avesse deciso di essere una fonte per dei giornalisti.
ritenemmo che a conoscenza della nostra fonte si era verificato un tipo di comportamento che il generale Galvaligi giudicava improprio e che il solo modo, evidentemente questo era stato il suo movente, il solo modo per spuntare, cioè togliere la punta, voglio dire, a questo tipo di comportamento ed ai suoi possibili effetti era quello di renderlo pubblico. Lei ricorda di aver incontrato Galvaligi a bordo di un aereo mentre si recava a Sì, Campanaria? sì, lo ricordo benissimo. Vuole riferire questo episodio? Che cosa vi siete detti in quell'occasione? No, ma l'episodio però io riferisco, ma non ha nessuna attinenza con la materia. Ripeto, io conoscevo già da prima il generale Galvaligi, poi dopo questo rapporto si rinsaldò, non al punto da diventare un'amicizia o una frequentazione, ma ci furono delle occasioni, ricorderete che eravamo in un periodo particolarmente caldo, in cui certe notizie noi non eravamo in grado di decrittarle in un modo efficace, certi proclami delle BR che ci arrivavano a getto continuo richiedevano anche una interpretazione, anche perfino filologica. Allora in queste circostanze più volte io telefonai o vidi il generale per lavorare insieme su dei testi, diciamo, ma questo non c'entrava nulla con quell'altra questione. L'incontro invece avvenne del tutto casualmente perché facemmo insieme un viaggio da Roma a Santa Eufemia Lamezia. Questo dopo la pubblicazione degli articoli di cui abbiamo parlato, quindi dopo il 5 e 6 ottobre 1978 o prima? E questo francamente è un particolare cronologico che mi sfugge. Non lo sa collocare nel tempo. No, non me lo ricordo. Ma ripeto, non è nemmeno molto, mi pare a me che non sia nemmeno molto importante perché montammo insieme sull'aereo, facemmo in modo di stare vicini di posto per chiacchierare tra noi e parlammo soprattutto, anzi direi quasi esclusivamente, del nuovo compito che il generale aveva avuto nell'Arma, che era quello di sovrintendere alla costruzione delle carceri di massima sicurezza e che aveva anche in sé un compito, conteneva anche una mansione ispettiva sulle carceri di massima sicurezza, che era uno dei motivi per cui lui faceva questo viaggio. E io mi feci spiegare in che cosa consistesse questa massima sicurezza, come, insomma lui si diffuse sul suo lavoro, ecco, ma parliamo solo di questo. Nel corso di questo colloquio avvenuto durante il viaggio aereo, Galvaligi si mostrò soddisfatto di questo incarico oppure no? Gli ufficiali dei carabinieri, specie quando sono seri, diciamo, non esternano in modi espliciti, quindi non parve a me, però devo dire che è un'impressione del tutto soggettiva, parve a me che lui lo considerasse un po' come un accantonamento, sebbene il compito poi era tutt'altro che secondario, ecco. Insomma, però, ripeto, nulla di esplicito da parte sua, ma semplicemente una mia sensazione valorata dal fatto che lui rimpiangeva, diciamo, delle mansioni più incisive che aveva esercitato forse prima. Nel corso di questo incontro le parlò dell'esistenza, diciamo, di due scuole di pensiero all'interno dell'Arma dei Carabinieri? Sì, questo era un discorso che noi avevamo da tempo, come ho accennato prima. Sì. Vuole
riferirlo in relazione al contenuto di questo colloquio specifico, che cosa disse in quell'occasione a proposito di queste due scuole di pensiero all'interno dell'Arma Carabinieri? Beh, mi disse le cose che ho già sintetizzato prima, che in parte mi aveva detto in altri contatti, e quella volta lì, essendo un pochino più distesa la conversazione, perché siamo stati insieme un'ora, spiegò meglio esattamente nei termini che ho detto prima. Ecco, nello spiegare meglio, E l'altra scuola di pensiero, lei ne ha puntualizzato di più su una, quella che seguiva il generale Galvaligi, ma l'altra qual era? Beh, l'altra, sa, più che una scuola di pensiero, poi era un modo di vivere se stessi e l'Arma di conseguenza. Se devo essere molto franco, il generale Galvaligi non amava personaggi, peraltro preziosi secondo me in varie circostanze, come il generale Dalla Chiesa. ecco, se può essere più puntuale su questo punto che è rilevante per questo processo. Sì, devo dire che vi posso aiutare ben poco, perché non c'erano delle precisazioni tali che riferite qui abbiano un qualche significato, ma diciamo che il presenzialismo di certi ufficiali dell'Arma e la loro non politicizzazione, perché non è di questo che si parla o si parlò, ma diciamo il poter far carriera indipendentemente dai compiti rigorosamente di istituto, ecco. Questo non era gradito al generale Galvaligi. Ora, io Questo non era gradito, mi scusi? al generale Galvaligi. A Galvaligi. Sì. Naturalmente è difficile poi in casi di questo genere capire fino a che punto questi diversi giudizi derivino da una visione, diciamo, come ho detto prima, dei compiti di un'arma così importante, di un'istituzione così importante, e fino a che punto poi si tingano di quei sentimenti che magari si possono legittimamente nutrire per il fatto che un collega sia più noto o faccia più in fretta certi scalini. Questo è una ricerca psicologica che richiederebbe una cognizione dei personaggi che certamente nella fattispecie io non ho. Va tenuto, credo, presente che c'era una rivalità. In quell'occasione il generale Galvaligi criticò Dalla Chiesa per il fatto che manteneva rapporti con il potere politico, o coltivava rapporti. Sì, non in quell'occasione. In quell'occasione, ripeto, parlammo soprattutto di questo nuovo incarico e del suo contenuto. In quale altra occasione? Nei contatti che nel corso dei mesi io avevo avuto con il generale Galvaligi, questo argomento certamente era poi la motivazione per cui lui fu la nostra fonte in quell'occasione. Dottore, mi scusi, ecco, vediamo di fare, se possibile, uno sforzo di memoria. Ecco, possiamo in qualche modo ricostruire anche frammenti di dialogo, frammenti di conversazione relativamente a questo punto, la critica che Galvaligi faceva Dalla Chiesa per i rapporti che manteneva col potere politico. Lo ancorò a un fatto specifico, o a un avvenimento, fu invece un discorso di carattere generale. Disse in questa occasione, per esempio, Dalla Chiesa... Ma ci fu una critica, anzitutto ci fu una critica. Sì, ci fu una critica, ma ripeto, la critica, allora dobbiamo forse distinguere una critica ad un modo di fare, ad un modo di essere che non ha attinenza a episodi, e la critica ad un episodio. Allora, nel corso di appunto svariati contatti, la critica al tipo di atteggiamento era costante.
e appunto mi fece capire che c'erano due concezioni, due modi di vivere la militanza nell'arma, che ripeto per me non era nuova questa cosa. La critica all'episodio specifico, che però come ho detto prima al pubblico ministero, io adesso non riesco a ricordare se quel viaggio fosse prima o dopo, ma la critica all'episodio specifico, parliamo dei documenti di Montenevoso, venne dal fatto stesso che il Galvaligi fornì a noi le notizie che voi avete poi letto e noi abbiamo stampato, quindi l'episodio era il culmine, diciamo, ma il discorso sull'episodio si esaurì con il fatto stesso che le notizie vennero e noi le pubblicammo. Insomma, Dottore, quindi se ho capito bene c'era stato questo retroterra di discussioni prima di questo episodio specifico, in esito al quale poi, quando Galvaligi fornisce queste informazioni, voi lo interpretate come una manifestazione della... Sì, sicuramente sì, okay. Sì. Devo anche dire, per completare, che nelle volte successive alla pubblicazione di quegli articoli, che ripeto non ricordo il viaggio come si colloca, ma non mi pare poi molto importante, perché sicuramente io parlai con Galvaligi varie volte dopo la pubblicazione, per un fatto direi di buona creanza, comunque io evitavo di ricordare a Galvaligi che lui era stata la nostra fonte su quell'episodio specifico. E probabilmente, anzi, non gliel'ho mai detto di esserne a conoscenza. Cioè, lui sapeva, credo, che io ne ero a conoscenza, ma io non sono tornato su quel fatto, perché mi sembrava di metterlo in qualche imbarazzo. Bene o male era pur sempre un alto ufficiale di Carabinieri che aveva fatto una confidenza ad un giornalista, quindi non stavo lì a dire lei si ricorda quando, insomma, per me quel caso specifico era chiuso, Quindi lei ricorda di avere conosciuto Galvaligi e di aver avuto colloqui con lui prima di questo episodio della pubblicazione sulla... Sì, io l'avevo conosciuto in una circostanza al comando generale dei Carabinieri, mi pare addirittura che fossimo insieme, però non ci giurerei, ma mi sembra, in una colazione alla quale io ero invitato dal comandante generale, in cui c'erano 3 o 4 altri ufficiali. Credo che sia di lì cominciò. Poi dopo... Quindi oggi i suoi ricordi evidentemente sono più precisi, perché il 24 novembre del 1995, quando io la sentii, sì. Lei... Mi cogli in qualche contraddizione? No, per carità, sono cose che possono accadere, si tratta di... il dibattimento serve proprio per mettere a fuoco la memoria. Certo. Disse che vi era stata appunto la pubblicazione di questi articoli di Galvaligi il 5 e il 6 ottobre del 78, che nei mesi seguenti generale Galvaligi continuò a mantenere rapporti con noi tramite Battistini, e poi lei dice in seguito al 5 e 6 ottobre incontrai casualmente il Galvaligi a bordo di un aereo mentre mi stavo recando in Calabria, e qui è il punto. Lei dice: io non l'avevo mai visto di persona, fu lui a presentarsi, ricordo che aveva gli occhi chiari e dei bei lineamenti, un viso nobile. Poi racconta quello che ha raccontato stamattina, corrisponde. L'unica divergenza è questo, per cui io la pregherei di focalizzare meglio la sua memoria, se cioè ora, riordinando i ricordi, lei può collocare questo viaggio prima o dopo, o comunque se lei aveva conosciuto Galvaligi prima e poi c'è stato anche questo viaggio dopo. Vede, può darsi che può darsi, lei legge un verbale, quindi sicuramente ho detto così. Pensando bene, io devo aver conosciuto prima Galvaligi e essermene fatta una seppur sommaria ed esteriore opinione, diversamente non sarei stato così
sicuro nel ritenere attendibile la fonte che il mio collega aveva. Ecco, quindi un qualche contatto io certamente l'ho avuto prima. Devo confessarle un mio piccolo difetto. Siccome a causa della mia professione io ho conosciuto una quantità molto elevata di persone e spesso i volti di chi non frequento abitualmente mi sfuggono, allora è sicuro che io abbia in quel caso manifestato, non dico sorpresa, ma insomma aver riscoperto un volto che avevo certamente visto prima, ma in circostanze prive di qualunque peso. Quindi, ecco, questo viaggio in aereo, a questo punto lei lo colloca prima o dopo la pubblicazione degli articoli? Perché, se ho ben capito da quest'ultima sua affermazione, potrebbe collocarsi dopo, solo che lei, non avendo visto Sì. Galvani da tanto tempo, lo riconosce Sì. con un po' di difficoltà? Sì. Io non ricordo che cosa ho detto a lei nel verbale. A me pare, però lo dico con qualche incertezza, a me pare che il viaggio sia stato dopo. Così ha detto nel verbale. In effetti. Del resto, se la cosa avesse una importanza rilevante, forse non sarebbe difficile, non lo so, nei documenti se ancora vengono conservati. Comunque quando facemmo il viaggio era persona ormai a me ben nota, anche se, per rapporti ripeto, personali. sono poco fisionomia, non trattenevo i lineamenti. Ho capito. Senta, Generale Calvalizzi le disse a proposito di questo incarico che aveva la Sicurpena e che riteneva una forma di accantonamento. Secondo la sensazione del Secondo la sensazione. Se lui riteneva che Dalla Chiesa era stato responsabile di questo incarico, che non lo esaltava, diciamo così, che in qualche modo lo emarginava. Questo, ripeto, nel viaggio noi non facemmo un discorso su questo argomento, ma certamente lui riteneva che Dalla Chiesa avesse avuto un qualche vantaggio, comunque che avesse fatto quello che a lui risultava che avesse fatto per ottenere qualche vantaggio. Che poi l'abbia ottenuto o meno, poi la Chiesa ha fatto la fine che ha fatto, quindi un gran vantaggio non l'avrà ottenuto, ma insomma comunque che il suo modo di comportarsi in quell'occasione fosse dettato dall'obiettivo di avvantaggiarsene, questo era di questo il generale Calvaligi era. Cioè in quell'occasione sarebbe con la nomina del generale, in quale in quell'occasione? Precisi, chiarisca lì. Dico che nel maneggio dei documenti di Montenevoso che il generale Dalla Chiesa avesse in mente anche la propria carriera, diciamo. Questo Calvaligi lo riteneva, perché è il motivo per cui ci dette quelle informazioni, diversamente perché ce l'avrebbe dovute dare. Questo è una sua deduzione? È una mia deduzione, ma no, questo lui me lo disse. Lui chi? Lui Calvaligi, sì. Non in quel viaggio però. Non in quel viaggio? No. E allora questo mi dà certezza, adesso ragionando avete con parlato loro. di questo episodio, di queste carte? Ho già detto, io ho avuto con il generale dei contatti telefonici abbastanza frequenti nel corso delle vicende terroristiche, perché quando poi avevo qualche informazione che non riuscivo a decifrare con chiarezza, il mio punto di riferimento era lui, oltre che il generale Dalla Chiesa, con il quale pure avevo frequenti rapporti. Ma che lui concepisse questo personaggio così prestigioso, così dinamico e anche così ambizioso di aver potere,
perché l'ambizione che si attribuiva dalla Chiesa era quello di cercare sempre maggior potere, e quindi questo a Galvaligi non andava bene, questo lui me lo disse esplicitamente. Per estrema chiarezza, il generale Galvaligi le spiegò quindi i motivi, dopo i fatti, i motivi per cui lui aveva detto questo al dottore Battistini? No, ho già detto che io su questo argomento mi sono intrattenuto sempre con molta discrezione nei confronti del generale. Il generale, quando parlavamo di fatti che ormai avevano una loro versione pubblica, che poi fossero fatti veri o fatti supposti, questo io non lo so, noi pubblicammo dei testi e avevamo una fonte. Allora, quando parlavamo di queste circostanze in cui la lotta al terrorismo avveniva, senza un riferimento preciso all'episodio, che ripeto io tendevo ad evitare, e lui diceva sì, il buon dalla Chiesa è uno che è in cerca è un presenzialista, vuole promuovere se stesso, e molte delle sue azioni vengono fatte avendo anche di mira non soltanto il servizio, ma anche questo suo desiderio di emergere. Ecco. Lei ha conosciuto personalmente il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa? Sì, molte volte, anzi molto più che non il generale Galvaligi. Avete mai parlato del sequestro Moro? Del sequestro Moro, certo che ne abbiamo parlato, sì. E della pubblicazione di questi articoli e di questa fuga di notizie che c'era stata, avete mai parlato? No. Dalla Chiesa non chiese, ma come avete saputo No. questi fatti? No. E dell'esistenza di parti del memoriale che non erano state ritrovate, avete parlato? Dell'esistenza? Di parti del memoriale Moro che non erano state trovate, cioè del fatto che si disse che quel memoriale era completo, non era completo, questo discorso lei lo affrontò col generale Dalla Chiesa? No, col generale? Dalla Chiesa? No, io col generale Dalla Chiesa ho avuto molti contatti di carattere operativo, diciamo così, operativo nel senso che avevo contatti quando io cercavo di capire che cosa lui stesse facendo con le sue varie azioni, iniziative di polizia giudiziaria e di investigazione, e lui, quando poteva, nei limiti del suo riservo, mi diceva alcune cose. Vede, quando un giornalista viene a conoscenza di fatti inediti, specialmente quando ha la posizione di direttore, quindi non del cronista, dell'inviato che va alla ricerca, ma di uno che ormai ha pubblicato o non ha pubblicato, insomma, non va a scavare troppo su fatti che vedono due controparti in reciproca conflittualità, in questo caso. Ecco. Avendo io contatti con Dalla Chiesa, certo non gli andavo a chiedere notizie su una questione sulla quale il giornale aveva pubblicato testi che probabilmente a lui non piacevano, quindi io semmai sorvolavo su questo aspetto. Lui non me ne ha mai parlato. Poco prima di essere ucciso Dalla Chiesa, quando rivestiva la carica di prefetto a Palermo, rilasciò una famosa intervista a Giorgio Bocca. Sì. In relazione a questa intervista, Dalla Chiesa la contattò personalmente, le disse in che situazione si trovava, o ci fu un rapporto diretto e esclusivo soltanto tra lui e Bocca? E dunque, la cosa andò così, per quanto io mi ricordo. Lui telefonò a Bocca e Bocca disse va bene, vengo a Palermo. Che cosa chiese Dalla Chiesa a Bocca? No, lui disse che era disponibile a farsi intervistare, anzi che riteneva importante in quel momento dare un'intervista.
Quindi è un'iniziativa di Dalla Chiesa, Sì. non del giornale. No, è un'iniziativa di Dalla Chiesa che fu presa direttamente con Bocca. Io non credo che Bocca gli abbia detto io sono d'accordo ma devo prima sentire il mio direttore, perché Bocca, essendo insomma un giornalista di grande livello, sapeva che se mi proponeva una cosa, specie una cosa di questo tipo, io avrei automaticamente detto sì. Può darsi che lui abbia detto a Dalla Chiesa io vengo senz'altro, adesso parlo col direttore, oppure non gliel'abbia detto e Dalla Chiesa comunque mi chiamò perché noi già da tempo, lei mi ha chiesto se gli avevamo chiesto l'intervista, non questa specifica in quel momento, ma come sempre capita con persone di alta responsabilità, spesso noi dicevamo ma ci dà un'intervista, ecco, senza... Allora lui mi chiamò, credo quello stesso giorno, perché poi Bocca andò subito, e mi disse sarà contento, ho deciso di farmi intervistare, ho già telefonato a Bocca. E dissi bene, Bocca ancora non me l'ha detto, benissimo, la ringrazio molto. Le parlò della sua esperienza di prefetto a Palermo? No. Non le disse ho deciso di dare questa intervista per qualche motivo determinato? Beh, mi disse è un momento importante, io credo che adesso delle cose vadano dette, ho scelto voi perché siete un giornale che di solito è aperto a questo tipo di... ma insomma tanto vedo Bocca. Dalla Chiesa le parlò mai della corrente andreottiana in Sicilia? No, ma le ripeto, io con Dalla Chiesa avevo, quando era in Sicilia, io i contatti importanti l'ho avuti prima, quando lui era a Milano e comandava la divisione Pastrengo, direi. E infatti andai più volte anche al comando della Pastrengo. Ma quando andò in Sicilia io non ebbi più contatti con Dalla Chiesa, se non quelli di un paio di volte gli telefonai per sollecitare un'intervista, eccetera, e poi lui mi chiamò per dirmi che l'avrebbe data a Bocca. Di San Coranto, quanto le sto chiedendo dalla esperienza di Dalla Chiesa a Palermo, Dalla Chiesa le parlò mai di Andreotti? Non mi pare. Nessuno te lo... Lei poco fa ha detto che decise di chiedere, almeno per i casi più delicati, ai suoi giornalisti l'identità delle fonti, perché il direttore ha una responsabilità oggettiva per le notizie che vengono pubblicate. Certo. Questo tipo di responsabilità oggettiva riguarda anche le vignette che vengono pubblicate sulla Repubblica? Scusa, non mi pare che sia una domanda fattibile. Se dobbiamo fare il processo alle vignette o il processo attraverso le vignette... Un'informazione. No, Presidente, l'altra Informazione sul comportamento del direttore che sta chiedendo il pubblico ministero. Qua mi pare che c'è un gioco di anticipo che evidentemente dimostra che non è una vignetta senza significato questa, perché altrimenti non avrebbe avuto rilevanza. Una correttezza, Avvocato un'impostazione. Smacchi, faccia concludere la domanda. Vediamo dove dobbiamo... Ancora non siamo in grado di valutare il valore della domanda. Prego, pubblico ministero. E allora questa responsabilità di carattere oggettivo riguarda anche la pubblicazione di vignette in prima pagina o in pagine interne? Lei si oppone a questa domanda. La domanda è ammessa perché il Tribunale la ritiene pertinente. Prego. Dunque, la responsabilità oggettiva, come loro sanno, perché spesso siete voi a farla valere, si estende addirittura alle inserzioni pubblicitarie, quindi a maggior ragione si estende alle vignette. Devo dire che poi il direttore, quando valuta sulla pubblicazione o meno di un testo, e in questo caso la vignetta per me è un testo, Quindi è equivalente a un testo giornalistico? fa parte comunque, valuta anche il peso della firma, del collega che firma quel testo o quella vignetta nella fattispecie.
Nel corso di 20 anni io sono stato d'accordo come contenuto con le vignette del mio amico Forattini non più del 50% delle volte. L'altro 50% ero completamente in disaccordo. Però le vignette che io ho cestinato a Forattini non saranno più del 5% del totale. Lei ha cestinato alcune vignette, quindi. Ah sì, sì. Ma Cioè per, è impedito che si pubblicasse. Sì. ma per quale motivo? Per profili di responsabilità penale, per un giudizio di inopportunità? No, di solito quando Forattini, come capita, nel fare la sua opera, non valuta che quella sua opera può essere sanzionata giudiziariamente e quindi lui è il direttore di conseguenza. Qualche volta il direttore passa anche sopra a questo e dice vabbè, andremo in giudizio, ma se proprio non condivide in nulla il testo e per di più c'è una rilevanza, ci può essere una rilevanza penale, ha pieno diritto di dire no. Quindi, se abbiamo capito, quando lei esamina, diciamo, una vignetta, fa una valutazione analoga a quella del contenuto di un articolo. Ah, certamente. E quindi è come se fosse un pezzo giornalistico che Ma lo scrive è. per figura, dica, lo è perché? E lo è perché fornisce ai lettori un'immagine, sia pure satirica, di un dato di realtà, di personaggi attualizzati da battute, con riferimento a fatti. A fatti, esatto. Quindi è un modo figurato per dire delle cose invece che scriverle. Certo. Le risulta che Forattini sia stato mai citato in giudizio per delle vignette pubblicate? Signor Presidente, le chiedo scusa, io mantengo ferma la mia opposizione. Le vignette, se qualcuno ce le deve spiegare, è Forattini. E se io non vorrei ricordare mai che su questo punto non è stato ammesso il capitolato di prova. Signor Presidente, io non sto chiedendo di completamente fare. sicuro. Se il mio ricordo è esatto, non è stato ammesso come teste Forattini. Forattini è stato ammesso? No, non è stato ammesso come teste Forattini. Le vignette, il peso delle vignette, la responsabilità penale la conosciamo, anzi diamo qualche precisazione, la responsabilità del direttore non è a titolo di dolo, ma è per altre ragioni. Allora, Presidente, Presidente, se dobbiamo sapere queste cose, Questa preoccupazione, la difesa per questa vignetta ci colpisce. Vuole ripetere la domanda e mi spieghi al Tribunale i motivi della domanda. Ecco. Allora, la domanda era se lei è stato mai citato in giudizio per una vignetta pubblicata, come responsabilità oggettiva, da direttore, per una vignetta pubblicata da Qual è il Forattini. motivo ai fini del processo, il motivo di questa Perché è domanda? stata pubblicata una vignetta che era fonte di responsabilità penale e quindi il dottore Scalfaro, come direttore del giornale, nel decidere la pubblicazione di quella vignetta e nel non cestinarla, si è assunto una responsabilità. No, la domanda non è ammessa. Prego. Signor Presidente, il fatto è questo, che il giorno prima che il Parlamento discutesse un'autorizzazione a procedere nei confronti di Giulio Andreotti, il 22 ottobre dell'84, il 22 ottobre Presidente, io non 84, desidero che entri nel processo qualcosa che non ha ragione di esistere. Lo facciamo decidere al Siccome il Tribunale. Presidente non ha messo la domanda, questa maniera surrettizia di introdurre in processo fatti che non sono del processo, no. Ponga le domande alla difesa, se Allora, ritiene Presidente, farà opposizione. Presidente, mi scusi, io voglio Avvocato articolare Sbagli, meglio. noi dobbiamo comprendere quello che il pubblico ministero intende dire. Informava di un fatto del quale non ha ragione di informare. Che non abbia ragione di non informare, parlate lo lasci insieme. decidere al Presidente. Io chiedo di poter argomentare meglio la mia richiesta. Dica. Poi, Già però il Presidente ha rigettato la domanda. E io chiedo di poterla argomentare. Il test non è stato ammesso, il No, test Forattini. No, lo so benissimo, lo so benissimo. Quindi non possiamo tornare sullo stesso argomento che è stato oggetto di un'ordinanza di rigetto da parte del Tribunale. Presidente, penso di poter sviluppare l'argomento, poi il Tribunale deciderà, io mi atterrò rispettosamente alla decisione del Tribunale.
Allora, la motivazione è questa. Il 22 La ottobre motivazione di che cosa? della richiesta che io voglio argomentare meglio. La Ma ripropongo. già è stata rigettata la Ma se lei, non richiesta. se lei non conosce i fatti, come ha Il rigettato? pubblico ministero, già il tribunale ha ritenuto non pertinente la domanda. E lei sa di quale vignetta stiamo parlando? Per Lei lo quale sa? il motivo era per cui Quindi stiamo decidendo su un la fatto ragione che era non per cui era conosce. stata richiesta l'esame di foraggio. Pertinente la domanda. E lei sa di quale vignetta stiamo parlando? Per Lei lo quale sa? il motivo era per cui Quindi stiamo decidendo su un la fatto ragione che era non per cui era conosce. stata richiesta l'esame di Forattini, che è stato rigettato. Io sinceramente non capisco. La domanda che io volevo porre è se nella pubblicazione di questa vignetta il direttore Scalfari l'ha autorizzata, perché i fatti che erano a fondamento di questa vignetta, perché il direttore ci ha detto: per me la vignetta è un pezzo giornalistico, si fonda dei fatti, erano a sua conoscenza oppure no? Fatto, ce lo dica finalmente. La conoscenza di Andreotti con i cugini Salvo. Se questo non è rilevante per questo processo, si è assunto una responsabilità penale, se l'ha Lei assunta può fare la domanda che cosa gli risulta sui rapporti tra Andreotti e Salvo. Questa è la domanda che può fare, che io le ammetto. alla data del 22 novembre 1984. Che cosa le risultava sui rapporti tra Andreotti e i cugini Nino e Ignazio Salvo? A me non risultava nulla, nel senso che noi sapevamo, ma questo lo sapevamo, adesso non so più nemmeno la data, vorrei dire che lo sapevamo da quando siamo nati, se posso usare questa radicalizzare. Sapevamo che l'uomo di Andreotti in Sicilia era Lima e che Lima aveva, questa era una vox populi, perché io poi personalmente non ho mai fatto analisi e investigazioni di questo genere, personalmente, il giornale poi ne ha fatte, che Lima era molto introdotto ovviamente in tutta la società palermitana e i Salvo avevano rapporti abituali con lui. Ma ripeto, questo ho detto che lo sappiamo fin da quando siamo nati, perché così è, da quando siamo nati all'attenzione delle cronache. Ecco, allora, in relazione alla sua attività di giornalista, lei quando ha iniziato l'attività di giornalista? Nel 1955. Ecco, da quando lei ha saputo chi erano, non voglio dire collegamenti con la mafia, chi erano, l'esistenza di persone che si chiamavano Ignazio e Nino Salvo? Ah beh, molto presto. Direi da quando, io poi quando cominciai facevo anch'io l'inviato, quindi, e una volta feci anche un'inchiesta sulla mafia a Palermo. Quando? Ah beh, direi verso la fine degli anni 50 o i primissimi del 60. Quindi lei già negli anni 50-60 sapeva chi erano Nino e Ignazio Salvo? Ha detto che fece un'inchiesta sulla mafia negli anni 60. sì. Non ha detto che Avevo capito male. Allora le faccio una domanda. No, io ebbi notizia dei Salvo in quanto esattori, se non ricordo male, del comune o della provincia, insomma degli enti o dello Stato, insomma erano esattori del fisco a Palermo e questo gli dava certamente un risalto notevole, quindi io per questo motivo cominciai ad avere nozione che esistevano. Ecco, quando è che cominciò ad avere Non nozioni? lo so, il pubblico ministero. Come decennio? Mi 50, gli anni 60, gli anni 70, gli anni 80? Insomma molto presto, ecco. Io non so da quando loro cominciarono a fare gli esattori, ma insomma da quando cominciarono a fare gli esattori sapevo che nel notabilato palermitano esisteva la famiglia Salvo, questo sì, adesso le date non me le ricordo. Io le sto chiedendo di fare uno sforzo di memoria per grandissime linee, siamo negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90. No, certamente molto prima degli anni 80. Molto prima degli anni 80. Sì. Quindi lei sapeva come giornalista romano in campo nazionale chi era Nino Ignazio Salvo?
Ed era una sua conoscenza specifica o era diffuso nel suo No, percorso era di scienza? diffusa, era diffusa. Cioè il nome De Salvo erano personaggi conosciuti a livello nazionale. Sì. Nessun'altra domanda. Può andare, dottore Scarpa? La ringrazio. Un po' di là o di qua? Attenzione. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto mi accade. Si accomodi. Se serve che qui... No. Sì. Dia le generalità. Come dice? Le generalità. Le mie generalità. Mi chiamo Pansa Giampaolo, scritto con la M e la P, tutto attaccato, e sono nato il 1° ottobre del 1935 a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. Prego, pubblico ministero. Lei ha lavorato presso il quotidiano La Repubblica? Sì. In quale periodo? Ho lavorato dal novembre del 1977 fino all'ultimo giorno di giugno del 1991. Quindi lei lavorava alla Repubblica nel periodo in cui fu sequestrato l'onorevole Moro, 1970. Sì, certo. E che incarico aveva all'interno del giornale? E in quel momento, quando venne sequestrato l'onorevole Moro, io ero ancora un inviato del giornale, perché sono stato assunto con la qualifica di inviato speciale. Poi sono entrato a far parte dello staff dei vice direttori alla fine dell'anno in cui è stato sequestrato Moro, cioè all'inizio dell'ottobre del 1978. E in quel momento i vice direttori erano 3 ed erano Gianni Rocca, Mario Pirani e il sottoscritto. In quel periodo al giornale lavorava il giornalista Giorgio Battistini? Sì, ancora oggi lavora. Lei lo conosceva già da prima? Sì, io lo conoscevo perché Battistini è quello che noi chiamiamo un giornalista senior, cioè un giornalista in quel momento, oggi ancora di più, che aveva già lavorato in altri giornali, io lo ricordo alla Stampa, se non mi sbaglio, e poi l'ho visto lavorare bene, molto, a Repubblica, era un amico. Dottore Pansa, si rivolga pure al tribunale. Scusi. Può chiarire meglio cosa intende per giornalista serio? Per giornalista senior è un'espressione che indica un giornalista che non solo svolge questa professione da molto tempo, ma è un giornalista serio, un giornalista ritenuto preparato, corretto e molto bravo nell'esplicare le sue mansioni professionali. Ecco, Giorgio Battistini, non soltanto nella mia opinione, ma nella sua immagine generale è sempre stato così. Quando si dovevano pubblicare notizie di particolare rilevanza, inedite, c'era una riunione di un gruppo di lavoro per valutare l'opportunità o meno di quella pubblicazione, eventuali profili di responsabilità penale e cose di questo genere? Oppure ciascun giornalista era libero di contattare le sue fonti e pubblicare quello che voleva? No, ciascun giornalista era libero di contattare le proprie fonti e questa è sempre stata una consuetudine non soltanto di Repubblica ma dei giornali in cui ho lavorato e quindi lo dico per esperienza diretta. E poi naturalmente il direttore del giornale, quando era necessario, anche con il consiglio dei vice direttori o il consiglio di altri giornalisti senior del giornale o del redattore capo soprattutto, poi valutava se pubblicare o meno la notizia che aveva trovato o il complesso di notizie che aveva trovato quel giornalista. Ecco, ora le farò una domanda che riguarda 2 articoli a firma di Battistini che furono pubblicati il 6 e il 7 ottobre del 1978, pochi giorni dopo che i carabinieri il 1° ottobre 78 avevano fatto irruzione nel covo di via Montenevoso a Milano, reperendo alcuni documenti relativi al sequestro Moro. Ecco, furono pubblicati 2 articoli che riferivano notizie inedite
e cioè che il memoriale Moro era stato portato in visione la sera stessa della perquisizione a Roma, un personaggio menzionato nel memoriale, e che alcune parti di questo memoriale contengono affermazioni molto pesanti nei confronti dell'onorevole Andreotti. La Repubblica è il primo giornale che dà questa notizia quando ancora il memoriale non era stato reso pubblico. In relazione a questi articoli, con queste notizie così rilevanti, lei ricorda se si svolse all'interno del giornale una discussione, se vi fu un dibattito per accertare l'identità della fonte, se si discusse sull'opportunità? Cosa ricorda di questo episodio, se ricorda qualcosa? Ma guardi, io devo dire che ricordo poco o niente, nel senso che sono passati 19 anni praticamente, 18-19 anni. Ricordo bene quegli articoli ed erano articoli a firma, mi pare, di Giorgio Battistini, e certamente in quel momento potrei mettere la mano sul fuoco, ma non ho un ricordo fisico e una percezione di immagine della riunione di chi ci sia stato o chi non ci sia stato, ma certamente, avendo Giorgio Battistini trovato delle notizie di questo particolare rilievo, ci sarà stato certamente un incontro con Scalfari o con qualcun altro ecco, tenga presente che erano quelli giorni in cui non so se era già stata nominata o stava per essere nominata la terna dei vice direttori, perché in che date erano? All'inizio di ottobre. Sì, 6 e 7 ottobre. Ecco, allora lì basta guardare la gerenza sul giornale e credo che o non era ancora stata nominata la terna dei vice direttori o era già stata nominata da qualche giorno, da qualche ora, ma non era stata ancora votata dall'assemblea dei redattori. Certamente Eugenio si sarà consultato con Gianni Rocca, che era il redattore capo del giornale, può anche darsi che si sia consultato anche con me. Certamente il fatto che queste notizie le avesse raccolte un giornalista con le caratteristiche di Giorgio Battistini ha reso, come dire, la consultazione. Lei non ha un ricordo di questo? No. Senta, caro Presidente, io faccio questo mestiere, perché continuo a fare il giornalista dal 1959 e in quel caso specifico direi una cosa non vera se le dicessi che ho un ricordo fisico di questa riunione, non ce l'ho. Però penso che questa riunione sia avvenuta, perché una notizia di questo rilievo non poteva essere pubblicata senza che il direttore non ne fosse al corrente e non ne avesse comunque parlato almeno con il redattore capo del giornale. Lei ha saputo che la fonte di queste notizie pubblicate da Battistini era il generale Galvalici? Assolutamente no. Mi dispiace, e non so nemmeno se lo sapesse Scalfari, adesso io non so che cosa abbia detto qua, ma certamente quando un giornalista ha una notizia molto, molto importante e in esclusiva, dice la propria fonte, se la dice al direttore del giornale e basta. E penso che soprattutto se si tratta di un giornalista con una fama professionale di grande serietà, qualche volta il direttore del giornale neppure gliela chiede la fonte, perché si infila. Prego. Lei ha mai conosciuto il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa? Sì, come no. L'ho conosciuto la prima volta che l'ho visto qui a Palermo, durante quello che noi abbiamo chiamato il caso Del Mauro, 1970, nell'autunno del 70, allora generale Dalla Chiesa comandava la regione di Palermo e ricordo di averlo visto fisicamente la prima volta, poi l'ho visto anche tante altre volte, nella caserma dei Carabinieri che mi pare, non so se si trova ancora lì, accanto al Palazzo della Regione. Ricordo una caserma lucidata a specchio. Generale, allora noi eravamo in tanti giornalisti qui a Palermo perché seguivamo il caso Del Mauro
che aveva portato molti inviati speciali qua. Quindi ha avuto, ma diciamo col generale della Chiesa lei ha avuto soltanto un rapporto di tipo professionale o c'era anche qualcosa di più, un rapporto personale? No, io non l'ho incontrato professionalmente altre volte, soprattutto quando lui comandava quella che veniva chiamata la brigata antiterrorismo a Torino. Ricordo un periodo poi particolare, quello della cattura di Renato Curcio, però erano rapporti solo professionali, non l'ho mai frequentato, conosco molto bene il figlio di Dalla Chiesa, che ho conosciuto tanti anni dopo, l'onorevole Nando Dalla Chiesa, però rapporti di amicizia col generale non ne ho mai avuti. L'ho fatto arrabbiare a morte una volta durante una conferenza stampa a Torino, però era l'unico contatto ravvicinato vero che ho avuto. Il generale della Chiesa le parlò mai dei rapporti tra mafia e politica? A me personalmente no, perché io Dalla Chiesa non l'ho mai intervistato, però so che i rapporti tra mafia e politica erano un tema dominante per chi si occupava di questioni mafiose negli anni 70. Io stesso me ne sono occupato molto e la prima volta che ho sentito parlare di rapporti stretti tra mafia e politica ne ho sentiti parlare da un grande scrittore. No, da lui, no, a me personalmente no. Però, lei quando ha sentito parlare, se ne ha sentito parlare, per la prima volta dei cugini Nino e Ignazio Salvo? beh, la prima volta che sono venuto in Sicilia nel 1969 ho sentito parlare dei cugini Nino e Ignazio Salvo, perché un giornalista che venisse in Sicilia per occuparsi dei problemi di politica siciliana e di rapporti tra mafia e politica non poteva non sentir parlare dei cugini Salvo. Ma non ho capito, i cugini Nino e Ignazio Salvo avevano notorietà nazionale, vuol dire lei? Per esempio, chiedo scusa, credo che sia fuori dal capitolato, riguarda il sequestro Moro, il capitolato, cioè il dottore Panza doveva rispondere soltanto sui fatti relativi che abbiamo già sentito. Il sequestro Moro, scusi Presidente, non è nei rapporti, il collaboratore Mannoia ci ha detto che i Salvo gli chiesero di intervenire per il sequestro Moro. Scusi, siamo al sequestro Moro. Fu uno dei Salvo, ci dice Mannoia, a chiedere di intervenire per Moro e non siamo nel tema del sequestro Moro. Il capitolato è questo: sequestro Moro, circostanze attinenti al coinvolgimento di Cosa Nostra e di Giulio Andreotti. Allora, i Salvo sono Cosa Nostra, Mannoia ci ha detto che i Salvo gli chiesero di intervenire per il sequestro Moro, quindi mi pare che siamo nell'ambito. La domanda è ammessa, prego. Allora, la mia risposta è questa: erano dei personaggi di rilievo nazionale e, visto che sono un testimone, dico quello che ricordo, persino i Sassi sapevano che erano legatissimi all'onorevole Salvo Lima e che erano molto noti anche intimi dell'onorevole Andreotti. Confesso che quando io sento parlare dei cugini Salvo come dei personaggi provinciali conosciuti nell'ambito palermitano mi sembra un'affermazione ridicola e senza senso. La mia connection mentale, il mio ricordo professionale è esattamente questo. Senta, dottore Panza, chi gliel'ha detto che i cugini Salvo erano molto intimi di Andreotti? Tutti. No, bastava, allora le posso dire questo, non voglio divagare perché lei mi ha giustamente richiamato, ma un giornalista politico di 61 anni come il sottoscritto, che soprattutto negli anni 70 e all'inizio e fino alla fine degli anni 80, per 20 anni, è venuto quasi ogni mese a Palermo per occuparsi di questioni attinenti alla politica siciliana, ma anche alla politica nazionale, ai rapporti tra mafia e politica, non ricordo che sia stato il primo a dirmi che i cugini Salvo erano amici dell'onorevole Lima e che Lima a sua volta era amico dell'onorevole Andreotti. È una cosa, è come se lei mi chiedesse, non voglio... Dottore Panza, poco fa lei ha detto una cosa diversa, lei ha detto rapporti diretti, sì, certo, intimi fra Salvo e Andreotti, sì, non attraverso il passaggio dell'onorevole Lima. Questo, ecco, Guardi, per questo io
lo so, però se, ho capito Quindi il senso vorrei sapere chi gliel'ha detto. No, non posso ricordare che me l'abbia detto, perché è come se lei mi chiedesse chi è stato il primo a dirmi che Moro era un leader democristiano. L'ho imparato facendo questo mestiere. Prendiamo per essere chiari su questo punto, quest'ultima affermazione si riferisce al rapporto diretto tra i cugini Salvo e Andreotti? Quest'ultima, cioè che lo ha acquisito nel corso della sua attività professionale pluritrentennale, o si riferisce al rapporto mediato tra i Salvo, Lima e Andreotti? Potremmo capire. Si oppone perché è già disposto il testo alla domanda e ha detto di avere fatto collegamenti attraverso voci o fatti. No, io ho capito che in seconda battuta invece ha insistito. La domanda è sulla ammessa per un ulteriore chiarimento, dottore Panza. Ma il chiarimento io penso di averlo già dato. Per quello che riguarda, come dire, il bagaglio di conoscenze professionali di un giornalista politico, in questo caso lo uso per me stesso, senior, cioè anziano, che scrive da molti anni di queste cose, il rapporto tra i cugini Salvo e l'onorevole Andreotti può essere all'inizio passato attraverso l'onorevole Lima, ma certamente poi è diventato anche un rapporto diretto, ma era tutto un ambiente, la corrente andreottiana, che aveva la sua base in Sicilia, anzi che era diventata una corrente nazionale, invece che essere soltanto una piccola corrente laziale, meglio ancora ciociara, nel momento in cui c'era stato l'incontro politico fatale tra l'onorevole Lima e l'onorevole Andreotti. E in quel momento Lima ha aperto all'onorevole Andreotti non soltanto la scena politica nazionale, perché la corrente andreottiana è diventata importante grazie all'apporto dei voti del gruppo Lima in Sicilia, ma anche una serie di conoscenze sono passate direttamente da Lima all'onorevole Andreotti. Io potrei parlare, lo dico in modo assolutamente quasi arrogante, potrei riversarle qui, non le servirebbe la mia conoscenza professionale, ma io ho seguito per tantissimi anni la vita della Democrazia Cristiana, la vita politica, anche nelle sue articolazioni regionali, ed era un fatto consegnato alla storia, che Andreotti un giorno incontra Lima e Lima e Lima insieme ad Andreotti costituisce una corrente importante e quindi porta ad Andreotti tutto il bagaglio anche delle sue conoscenze, delle sue amicizie. Prego, finisco.